Torta di sapa. La sapa è uno sciroppo realizzato con il mosto d'uva, molto usato in Sardegna in dolci come la buonissima torta di sapa. Ogni zona dell'isola ne ha una sua variante. Noi vi proponiamo quella con frutta secca e cannella. Cominciamo montando le uova con lo zucchero in una ciotola capiente. Scaldiamo leggermente il latte in un pentolino, ci facciamo sciogliere dentro il burro. E poi uniamo il composto alle uova sbattute con lo zucchero. Aggiungiamo anche la sapa e la scorza d'arancia grattugiata. Ora è il momento della frutta secca tritata, della cannella, della vanillina e dell'uvetta che abbiamo precedentemente lasciato ammollare. Versiamo tutto nella ciotola, aggiungiamo anche farina setacciata e lievito e infine mescoliamo bene. Foderiamo uno stampo per torte alto e tondo con della carta da forno bagnata e strizzata. Versiamo il composto e lasciamo cuocere per 30 minuti nel forno che abbiamo preriscaldato a 180 gradi. Una volta pronta, spennellate la torta in superficie con la sapa finché è calda e decorate con le codette colorate. Ed ecco qui torta di sapa con frutta secca e cannella, un dolce tradizionale e senza tempo. Scopri tutta la gamma di latte Arborea.